Non ci si può non riferire a Sumastrumannu, quindi Remundu Piras, e quindi la poesia ci ritorna subito alla mente, ma adesso la poesia non la dobbiamo affrontare, dobbiamo vedere invece il ballo, e questo c'è un passaggio molto interessante fra coreutica popolare e coreografia, ma fatto con molto rispetto e molto garbo, ed è bello vedere il passo tradizionale del paese in uno sviluppo coreografico fatto proprio di cerchi, di movimenti circolari costanti, e Singhindulada, mi dicevano prima, mi spiegavano che su Ghindalu è l'arcolaio, quindi l'attrezzo che serve per aggomitolare la lana, che gira costantemente, e quindi visto che si chiama Ghindalu, loro il ballo lo chiamano Singhindulada perché è un vortice continuo e coinvolgente. La musica è di Giovanni Lai, figlio di Barone Lai, quindi ricordiamo sempre i grandi. Villanova Monteleone.